Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis signori, gruppo Telegram in descrizione con le notizie H24, ma lì trovate anche tutti i social, quindi andatemi a seguire anche sugli altri social. Detto questo, amici miei, amici belli, amici bellissimi, il Napoli in questo momento sta lavorando su 3 piste. Proprio ve la lancio lì così. Neapolis, ma il post partita della Juventus non lo fai uscire? Calmi, il post partita della Juventus uscirà alle ore 7. Perché uscirà alle ore 7? Perché mi sto portando avanti con altri video, vedete che questo è quello del calciomercato, perché sta uscendo qualche cosa, la Juve ha rubato, come anche il Napoli ha rubato, ecco, sto preparando un attimo. Ecco, ora si dovrebbe sentire meglio. Sto preparando il video già sfogo della prima giornata, che già stanno le polemiche al go-go. Dopo una cazzo di giornata di Serie A già ci sono 8000 polemiche a giro e va benissimo così. Comunque, come vi stavo dicendo, il Napoli in questo momento sta provando a chiudere 3 trattative di calciomercato, signori miei. Quali sono queste 3 trattative? Una è quella di Højlund, e ora nello specifico andiamo a parlare anche di Højlund, non vi preoccupate, perché quest'oggi, signori, ci dovrebbe essere una nuova call di telefonate fra il Napoli e il Manchester United, proprio per Højlund, signori. Questo ce lo dice Niccolò Scira. Poi io non so a che ore ci sarà questa call, non so se sarà in tarda giornata. Comunque, puta caso dovessero uscire aggiornamenti talmente clamorosi per quanto riguarda la situazione Højlund, uscirà un piccolo video breve, non vi preoccupate, di aggiornamenti. Quindi per ora tenete presente, come dice Niccolò Scira, che nel pomeriggio è prevista una conference call tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Højlund per cercare di trovare finalmente un accordo. Il Napoli è già in trattative avanzate col Manchester United per un prestito oneroso di 5 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Quindi si va sui 45 milioni. Mo, se per voi 33 erano tanti per Lucca, a me 45 milioni per Højlund sono un'esagerazione. Continuo a ribadire che se il Napoli voleva chiudere un attaccante, secondo me, per come la vedo io, doveva chiudere per Artem Dovbyk. Io sono fissato con Dovbyk, lo so, è un po' come Lookman, diciamoci la sincera verità, è che io sono innamorato di Dovbyk, ma non per qualcosa, perché secondo me si sposerebbe alla perfezione col gioco che fa il Napoli in questo momento, e quindi secondo me era la scelta giusta. E poi non penso che pigli 5 milioni l'anno Dovbyk, non lo so quanto prende alla Roma, però l'attaccante è pronto a firmare un contratto fino al 2030 a 5 milioni di euro all'anno. Bene, questo se il Napoli dovesse riscattare il giocatore a 5 milioni di euro l'anno, va bene. Comunque staremo a vedere. E questa era la prima notizia per quanto riguarda una delle 3 trattative che il Napoli sta inseguendo in questo momento. La seconda è quella di Elif Elmas, ragazzi. Sapete che nei giorni scorsi Pedulla aveva già annunciato Elmas sarà un nuovo giocatore del Napoli. Bene, sono passati altri giorni e attualmente, ragazzi, grossissimi passi in avanti non si sono fatti, però nelle prossime ore, questo ce lo dice Fabrizio Romano, l'affare è avviato, le trattative stanno portando i loro frutti. Come ci dice il buon Fabrizio Romano, ci dice che Elmas vuole tornare a Napoli e ha accantonato altre opzioni in questo momento, con i colloqui che proseguiranno in questo pomeriggio. Quindi il Napoli è su 2 assi, una per il centrocampo e una per l'attacco. In attacco per Højlund, quindi la call ci sarà quest'oggi pomeriggio, però a quanto pare il Napoli vuole portarsi avanti anche con il Red Bull Lipsia. Trattative in corso tra il Napoli e il Lipsia per un prestito con clausola di riscatto, nuovi colloqui nelle prossime ore, affare avviato, come dice Fabrizio Romano. E poi c'è quell'altra che è quella di Angelo Sanchez, ragazzi. Sapete tutti che il Napoli è molto vicino alla chiusura di Angelo Sanchez di qua e di là,
e finalmente, come ci dice Fabrizio Romano, alle 11:29, che poi ora è uscito un altro tweet di Fabrizio Romano che dice: oggi nuovi contatti diretti tra il Napoli e Siviglia per provare a sbloccare Anlu Sanchez. Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore. Quindi sono collegati, diciamo così, questa trattativa con l'Anlu Sanchez, proprio se il Siviglia, secondo me il Siviglia si libererà del giocatore solo quando avrà la certezza di aver trovato il sostituto di Anlu, perché se no non ha senso. Io mi vado a togliere un difensore e non riesco a trovare un altro difensore. Ecco, questa è una cosa che secondo me fa bene il Siviglia. Quindi attenzione. Il club spagnolo, come già detto, è alla ricerca. Poi se Anlu dovesse andare al Napoli, Zanoli diventerà un nuovo calciatore dell'Udinese, perché Zanoli attualmente è sempre a Napoli. Napoli non ha aperto alla vendita ancora per Zanoli, proprio anche per questo motivo. Quindi sono due assi molto calde. Il Siviglia vuole un giocatore per andare a sostituire Anlu, ed è giustissimo, Waiu. E il Napoli stessa cosa, se arriva Anlu vendo Zanoli, se non arriva Anlu Zanoli rimane al Napoli, quindi staremo a vedere come si andrà a concludere il tutto. E poi sì, vabbè, Matteo Moretto e Fabrizio Romano che ci aggiornano su questa situazione di Anlu Sanchez. Questo è un tweet di pochi minuti fa. Per Anlu ci si aspetta che il Napoli alzi l'offerta di 1 milione, non è un'offerta verbale ma ufficiale, e Siviglia ha iniziato a sondare diversi profili per rinforzarsi in quel ruolo e sostituire Anlu. Il giocatore sta premendo molto per andare al Napoli. E poi per quanto riguarda Elmas, si stanno discutendo in questo momento sui numeri dell'operazione. Dovrebbe essere una chiusura in prestito con diritto di riscatto, ci fa sapere Matteo Moretto. Operazione che è legata molto all'aspetto economico, siccome all'inizio della trattativa c'era una differenza di circa 8 milioni di euro, contatti costanti in questi minuti. Poi ci aggiorna per quanto riguarda Højlund. Il Napoli sta continuando a lavorare forte per Rasmus Højlund. Il nodo della trattativa è sulla formula. Højlund vorrebbe delle garanzie sul futuro, quindi un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli lavora proprio su questo. Vorrebbe chiudere un prestito con diritto di riscatto, ma diventi d'obbligo. Trattativa molto avanzata. Qualche giorno fa vi avevo parlato del Milan. Bene, il Milan si è ufficialmente defilato per quanto riguarda Højlund, quindi non ci dovrebbero essere più ostacoli per quanto riguarda, ragazzi, la trattativa fra il Napoli e Højlund. Io ribadisco, se il Napoli, mancano 7 giorni alla chiusura del calciomercato, quindi c'è da muoversi, ragazzi, perché 7 giorni, sapete il Napoli come sono le trattative del Napoli, sono lente, ci vuole 3 ore per chiudere un giocatore, anzi a volte anche un mese per chiudere un giocatore. Ecco, manca pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato. Guardate cosa vi dico: se il Napoli riuscisse a chiudere in questi 7 giorni Højlund, Elmas e in questo momento Anlu Sanchez, ragazzi, il mio voto personale al calciomercato è da 8. Se non dovesse chiudere nessuna di queste 3 operazioni, il Napoli in questo momento sarebbe da 6. Quindi già avete capito, ma abbiamo comprato? No, perché la rosa attualmente non è completa. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao you!